È un periodo di grande fermento e di grande speranza. La speranza che vorremmo rimettere in circolo anche ai veneti, con la campagna elettorale, ma non solo. Noi siamo pronti a batterci nella sfida delle regionali con Alessandra Moretti, un gruppo rinnovato, concreto, soprattutto un gruppo che vuole rimettere al centro la possibilità del Veneto di ridare speranza ai giovani. È dai giovani che il Veneto deve ripartire ed è a loro che si rivolge la campagna elettorale che ha preso il via da poco. Alessandra Moretti sarà in tutti i comuni, sarà nel Bellunese nei prossimi giorni per riportare la speranza che sembra proprio essere svanita. Soprattutto perché la politica non ha saputo rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Ecco, noi vogliamo ridare questa speranza dicendo ai cittadini che siamo pronti a cambiare radicalmente il Veneto. Nessun timore che quanto capitato in Liguria possa influire negativamente in Veneto. Le primarie qua sono state un successo. Le primarie sono uno strumento, se le fai bene hanno un bel effetto, se le fai male hanno un cattivo effetto, ma sono nelle mani degli uomini, delle donne del Partito Democratico. Io credo che in Veneto abbiamo fatto assolutamente un bel lavoro e quello che succede in giro per l'Italia mi interessa poco, se non la tristezza di vedere un Partito Democratico sempre un po' troppo nella bufera, cosa che non fa bene al Paese, credo, non solo al Partito Democratico. Dunque presto Alessandra Moretti sarà in provincia. Inizieremo dal Cadore e dal Comelico con Alessandra per espressa volontà sua, proprio dalle zone più in difficoltà in questo momento della nostra provincia, e poi comunque toccheremo tutti i comuni in una campagna di ascolto molto importante, però con questo filo conduttore, il cambiamento del Veneto per ridare concretezza e speranza al Veneto stesso.